Questi sono i luoghi visitati da Napoleone nella città di Padova. Napoleone Bonaparte arrivò a Padova per la prima volta il 2 maggio del 1797, preannunciato ai cittadini padovani da un proclama della municipalità. Andarono ad incontrarlo il conte Antonio Vigo d'Arzere e il celebre abate Cesarotti. Napoleone giunse in città la sera e smontò a Palazzo Polcastro, che si trova in via Santa Sofia. La sera stessa andò al Teatro Nuovo, dove ora si trova il Verdi, che era adornato di bandiere francesi illuminato a giorno. Al teatro si fermò poco, non facendo una grande impressione al pubblico, essendo pallido e più piccolo di quanto pensassero. Napoleone tornò la seconda volta a Padova il 24 agosto del 1797, nel pomeriggio, e soggiornò a Palazzo Selvatico, dove fu imbandito un pranzo per 40 persone. Finito il pranzo, Napoleone a cavallo e con numeroso seguito si recò fuori Porta Savonarola, dove tenne un discorso alle truppe francesi. Il municipio aveva ordinato che alla sera, sotto pena di multa, tutte le finestre che davano da Palazzo Selvatico a Piazza dei Signori e da Piazza dei Signori al teatro fossero illuminate. Però Napoleone andò direttamente al teatro senza passare dalla piazza. Anche questa volta si fermò pochissimo e a mezzanotte partì con 4.000 zecchini che gli vollero fossero consegnati dalla cassa municipale. La terza volta tornò il 27 ottobre, aveva dormito a Vigo d'Arzere in casa Prioli, entrò dalla porta Codalunga e scese a Palazzo Selvatico. Nel pomeriggio radunò le truppe in Prato della Valle e comunicò loro la pace conclusa con l'Austria a Campoformio, con la quale il Veneto passò all'Austria. Il 28 partì poi per Vicenza con una carrozza a 6 cavalli.